Ai 6 di novembre di 1927 è nata la famiglia Furlane a Buenos Aires. Il più vieri fogolar al di fuori di Italia. Mi padre Guillermo Beltrame nació en Italia, en el Friuli, en el pueblo de Mortegliano, situado a 15 kilómetros al sur de Udine, en el año 1895. Con 18 años emigró solo a la Argentina y llegó a Buenos Aires en enero de 1914. Dejó en Italia a sus padres, hermanos menores, conocidos y amigos. En el año 1927, después de muchas cenas con grupos de varios friulanos, en el restaurante Le Alpi de la avenida Corrientes al 4100, mi padre, con 20 friulanos, decidieron fundar una familia friulana para sentirse más cerca de sus orígenes. Se casó en el año 1929. Junto a su mujer María Dainesi pudo lograr una hermosa familia, siendo yo el menor de sus 3 hijos. Con los años llegó a crear una empresa innovadora que se dedicaba a iluminar los frentes de los edificios más emblemáticos de todas las ciudades importantes de la Argentina. Nunca se olvidó de sus orígenes y siempre ayudó a su mamá y hermanos que quedaron en Italia. También colaboró para que algunos de sus hermanos, parientes y paisanos pudieran emigrar a la Argentina. Por suerte, antes de la Segunda Guerra Mundial, pudo volver a Italia y abrazar a su madre y a su hermana menor, que no la conocía por haber nacido después de su partida a América. Recuerdo desde chico que venían integrantes de la comisión directiva de la Friulana para pedirles consejo y solucionar problemas que se presentaban en la misma. Murió en diciembre de 1989 con 94 años, vividos con grandes logros, esfuerzos y mucha humildad. O soy Galliano Remo de Agostini, o nasei a Tresesin, in provincia di Oden. Con la mia famiglia, il destin mi impone di emigrare in Argentina. Arrivai al port di Buenos Aires ai 4 di agosto del 1952. Al poco tempo ho scoperto la Società Furlane di Buenos Aires. Sono quasi 70 anni che conosco il nome. Quando arrivai a Buenos Aires, un nuovo mondo si ergeva davanti ai miei occhi. Appena fuori dal port, che all'impartiere, ho chiatai une palanche. Non potevi credere. Un mio barbe mi faceva queste predizioni. In queste terre brune tu troverai fortuna. Ho fatto sempre i lavori che mi hanno piaciuto. Gli alti e i bassi economici di questo paese mi facevano tornare in Friuli a lavorare. Ma prima o dopo sempre tornavo in Argentina, immagato dal clima, delle forme di vivere e della sua ospitalità. Ma us dirai che il mio cuore al batte in Argentina, ma anche in Friuli, è come avere una gambe su ogni riva. Forse mi è entrata al sangue che il mal che si chiama Argentina. Ho avuto anche bei momenti con queste attività che tanto mi piacevano. Cantare col quartetto vocale armonie, suonare l'armonica in riunioni sociali senodome, per ultimo, già in pensione, il piacere di scritture. Ho scritto un libro, I riguardi delle memorie, e tradotto altri 2 con l'appoggio delle società furlane e di altre istituzioni. Ho scritto anche piccoli sconti che ho pubblicato al mio blog, Centro Raíces Friulanas, e anche in altre pagine. Anche se in pandemie, le mie giornate sono 70 attive. Un saluto a tutti con un mandi di cuore. Mi nombre es Manuela Gabriela Esperanza,
Los apellidos friulanos son Turquet y Perín. En este libro están los apellidos. Yo traté de dejar una constancia para mis hijos. Nací el 3 de mayo de 1944 en Cordenons, en ese momento Udine, y después pasamos a Pordenone. Y bueno, viví 1 año en el Friuli, 3 en Città Ducale Rieti, de donde era mi padre. Llegué el 2 de octubre de 1948 con la nave Italia. Y aquí les voy a mostrar algunas fotos. Esta es de Cordenons, esta es de Cordenons, esta es de Città Ducale. Aquí fui al jardín en Città Ducale, que tenía 1 año y medio. Esta es mi mamá y mi papá. Esta es la del barco. Esta es en Buenos Aires, en Mar del Plata. Ciao, sono Nelida. I miei genitori mi hanno portato in Argentina nascosta dentro la pancia di mia mamma Rosina. Mio padre si chiamava Pietro, mia madre Rosina. Loro sono nati ambedue in Castelnuovo del Friuli, provincia di Udine, ora Pordenone. Lui parte da Genova quando aveva 26 anni, lasciando sua prima moglie. La partenza la fa con il piroscafo Cesaro Battisti. Dopo 2 anni, Emilia, che si chiamava così la prima moglie, arriva a Buenos Aires assieme al loro figlio chiamato Tonino. Nel 1950 Pietro diventa vedovo. Passato 2 anni rientra nuovamente in Friuli. Con sé portava un pacco di caffè che le aveva incaricato la Comari di Buenos Aires a portarlo a sua amica Miguelina nel Friuli. Lì conosce a Rosina. Rosina era la più grande dei 10 fratelli. Si sposano al poco tempo in Cisterna del Friuli, nella chiesetta di Cisterna del Friuli. Mio padre deve ritornare a Buenos Aires per il suo lavoro, lui era muratore. Allora partiamo i 3 insieme perché io già ero nascosta dentro la pancia di mia mamma. Allora, yo soy María Traina, nacida en Barce, al 20 del 4 del 33. Allora, quando sono arrivata all'Argentina ho avuto una sorpresa, no buona, perché Luci iba via, no? E a me non mi chiamava, finché mi hanno detto l'ultimo che io non potevo uscire perché ero menor d'età, hasta che vine il nonno. Me llevó. Dopo 2 mesi aquí está la voz. La fábrica se llamaba, ya se llama San Marco, fábrica textil. Bene brutte, belle robe e brutte robe, perché come da perduto. Che tu chiate che è una roba che ti piace e altra che no, tu puoi ti conformate a lui. Dicevo tanto c'è in Italia. Vivo in Italia c'è stato cambiando. Gratis deve fatto un evore, permetti su fameis e fa crescere il paese. 4 di settembre, festa dei migranti.